Se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. La tua radio. Va ora in onda Showdown, le nuove sfide. Ed è la prima puntata di una nuova rubrica, ve l'ho annunciata stamattina nel corso della rassegna stampa. Questa nuova rubrica è condotta da Antonio Zennaro, deputato, componente della Commissione Finanze, che ospiterà di volta in volta altri parlamentari, altri deputati, per presentare proposte di legge, approfondimenti sulle iniziative legislative, sugli argomenti di attualità politico-parlamentare. Dovremmo già essere in collegamento con Antonio Zennaro e con il suo primo ospite, il deputato marchigiano della bellissima Treia, Macerata, stupenda, Tullio Patassini, il componente della Commissione Bilancio e Ambiente, se non vado errato, ma lascio subito la parola ad Antonio Zennaro perché il conduttore è lui e naturalmente poi voi potete da casa continuare a mandarci i messaggi WhatsApp al 346 6427 756 e eventualmente anche magari a discrezione del conduttore, che saluto e che ringrazio. Antonio, buongiorno. Anche telefonare quando lo decideranno i nostri ospiti e appunto apriremo anche le linee. Intanto la parola ad Antonio Zennaro. Buongiorno Antonio. Direttore, buongiorno. Intanto è una bellissima occasione questa di essere su Radio Libertà. Già il nome, non me ne voglia Speranza, ma già il nome Libertà è un nome bellissimo. Quindi questa nuova veste, la possibilità di andare anche sul digitale terrestre. Sì. Vogliamo fare questo spazio di approfondimento perché? Perché quando si va sul mainstream, sulle TV, sui giornali, anche quando vanno i nostri colleghi parlamentari, i nostri consiglieri regionali, si inizia a parlare di come Lega abbiamo fatto questa proposta, come Lega stiamo lavorando su questo, e subito ti interrompono e ti dicono ma la Meloni ha detto che, Di Maio ha detto che, Speranza ha detto che, quindi non si riesce mai a fare un minimo di ragionamento, di anche rappresentare il lavoro che si sta facendo tra mille difficoltà, ma anche le difficoltà del lavoro, perché dire che va tutto male, tutto schifo, ci mettiamo quanto? 3 secondi, 4 secondi. Allora, oggi ad esempio doveva essere presente con noi l'onorevole Bitonci, che ha presentato molte proposte di leggi molto interessanti, però è impegnato in una riunione di maggioranza sul tema PNR, che tutti sentiamo a parlare. Perché? Perché come Lega vogliamo che questi soldi siano spesi bene, non siano sprecati. C'è un bando, che è il bando rigenerazione urbana, che rischia di essere sprecato ad esempio, perché sennò a casa non capiscono, in bandi sui monopattini elettrici, mentre qua i soldi devono andare ai comuni per fare le infrastrutture, alle famiglie e alle imprese. Quindi tanto per dire che la complessità che ci troviamo di fronte ad avere, però male non fare, paura non avere, come dice il nostro leader, e quindi do il benvenuto a Tullio Patassini. Perché Tullio Patassini, che doveva venire nella seconda puntata? Perché è un deputato marchigiano, come hai detto tu, direttore, molto attivo, ha presentato 6 proposte di legge a prima firma, ha presentato, segue con me ad esempio tutto il tavolo terremoto come Lega, ricostruzione, il sisma del centro Italia, perché ancora non è tutto ricostruito, anche se i piddini sono bravi a rappresentare il loro mondo, c'è tanto lavoro da fare. Tullio, buongiorno. Allora, buongiorno Antonio, buongiorno direttore. Raccontaci un po' senza venire bloccato, qui non ci sono giornalisti Rai o giornalisti della 7 che ti bloccano.
Hai presentato alcune proposte di legge, se poi anche chi ci ascolta da casa presentare quelle insomma, che un po' più insomma, ti piacciono, che ti sono, insomma, che sono utili, che potrebbero essere utili per il paese, insomma, se puoi illustrare brevemente, insomma. Grazie Antonio, grazie direttore, veramente questo nuovo spazio di libertà su Radio Libertà è una grande opportunità, perché le scelte che il nostro leader Matteo Salvini ha fatto in questi mesi, la scelta di restare e di continuare a stare al governo, è perché noi siamo quelli che ci rimbocchiamo le maniche e vogliamo fare qualcosa veramente per far crescere ancora di più la nostra Italia. Quindi benvenuto e un augurio di buon lavoro ad Antonio, perché veramente oggi apriamo le danze con questa nuova trasmissione. Iniziamo a parlare del nostro centro Italia, delle nostre Marche. Colgo subito l'occasione per affrontare un argomento che su Radio Libertà abbiamo affrontato più volte, che è la questione della ricostruzione post sisma 2016, un terremoto che ricorda ha colpito 4 regioni, oltre 130 comuni, una serie importante di province, migliaia di persone. Su questo la Lega dal 2018 ha lavorato su 2 aspetti, ecco perché vorrei entrare subito nel concreto con chi ci sta ascoltando da casa. Ha lavorato sull'aspetto normativo, quindi la nostra presenza in Parlamento serve per modificare e migliorare delle leggi che non funzionavano, in effetti la ricostruzione è partita con 4 anni di ritardo, ma perché l'aspetto normativo non funzionava, come bisognava intervenire sui singoli edifici, sui singoli immobili. Questa fase devo riconoscere che ormai è esaurita. Noi siamo partiti col decreto DL 55 del 2018, in cui io sono stato relatore, e in questi 3 anni abbiamo lavorato per migliorare la legge. Adesso le norme ci sono, funzionano, sono efficaci. Adesso abbiamo un'altra frontiera fondamentale, quella della rinascita economica di quei territori. Dobbiamo lavorare, e arrivo alla nostra prima proposta di legge che abbiamo firmato anche insieme a Antonio Zennaro, dobbiamo lavorare affinché in questi territori, che sono una cerniera importantissima per l'Italia, si ricomincia a fare impresa e si muova all'inverso quel processo di progressivo spopolamento che naturalmente su tutta Italia c'è tra montagna e costa. Allora, innanzitutto abbiamo portato una proposta di legge perché, come è successo già nel caso purtroppo triste di Rigopiano, ci sembrava corretto intervenire sulle vittime di questo evento. Io ricordo che purtroppo ci sono stati circa 300 perdite, e non solo con un rimborso economico agli eredi, ma anche dando la possibilità ai figli di coloro che purtroppo non ci sono più di trovare dei percorsi all'interno della pubblica amministrazione. Quindi veramente una grande questione di libertà e giustizia. Altro aspetto, oggi abbiamo proprio costruito una proposta di legge affinché si crei una zona a sviluppo economico speciale che tenda a riequilibrare le differenze tra costa e entroterra, perché io mi metto nei panni dei nostri ascoltatori. È molto più facile fondare, realizzare un'impresa laddove ci sono infrastrutture viarie, dove ci sono vie di comunicazione, dove c'è un mercato molto più veloce, molto più agile. È un po' più difficile fare imprese in alcuni territori che diventano comunque strategici per la nostra Italia, che coinvolgono tantissime zone della nostra Italia, in cui bisogna, attraverso mirati interventi e specifici interventi, noi ci teniamo molto a dirlo, lavorare su aspetti di sviluppo economico. Tullio, per chi ci ascolta a casa, no, sembrano cose un po' nebulose. Nel specifico, cioè, sostanzialmente un pacchetto ripresa economica per le aree colpite dal sisma. 2 o 3 di tutto questo progetto di legge, proposte concrete che abbiamo inserito come Lega. Allora, punto A, noi dobbiamo incentivare la residenzialità. Dobbiamo fare in modo che chi abiti in zone logisticamente più svantaggiate abbia la possibilità di dover pagare meno tasse sulla casa. Secondo punto, se io ho dei costi logistici di trasporto, devo comunque compensarli in qualche modo. Quindi le imprese, per poter creare lavoro, devono lavorare attraverso una decontribuzione
dei contributi previdenziali. Già la decontribuzione esiste in molte regioni del sud Italia, non è così nel centro Italia. Il centro Italia ha avuto una dinamica storicamente diversa anche da un punto di vista economico. Alcune zone dell'entroterra hanno bisogno di essere aiutate, quindi concretamente abbattimento del 30% degli oneri previdenziali a carico delle imprese. Terzo aspetto, sosteniamo il mondo imprenditoriale che fa investimenti, quindi parliamo in entrambi i tre casi di contributi statali per soluzioni che diano sviluppo. Quindi se io aiuto un'impresa a realizzare uno stabilimento, a acquistare un macchinario, chiaramente ne ho un beneficio, ma l'aspetto nasce dal fatto che noi dobbiamo aiutare chi è più indietro rispetto ad altri territori. Prima di lasciare la parola al nostro direttore per qualche domanda, mi collego un po' all'ultimo provvedimento che è stato preso, il 110, è stato allungato fino al 2026 nelle aree colpite dal sisma, sarebbe il sisma bonus 110, per chi non... insomma, sostanzialmente è un'opportunità per chi ha la casa ancora distrutta e deve ricostruire, un incentivo fiscale. Però tu sei anche in commissione bilancio. Allora, Cottarelli ha detto questo ieri, no? L'espertone che viene dal Fondo Monetario, no? Quelli che ci fanno sempre la predica, che noi no, ci capiamo niente secondo loro, no? Perché però su tutti i media, no, escono dappertutto, li fanno parlare, no? Tutti si mettono no, in religioso silenzio. Ha detto no, ha fatto bene il governo, il MEF in questo caso, quindi anche lui non ha chiaro bene la differenza. Comunque il tema no, dei crediti su cui è uscito Matteo Salvini, adesso è uscito anche il senatore Bagnai, cioè che quando partì il 110 tu potevi cedere questi crediti più volte, così si gira sostanzialmente, si crea un beneficio fiscale che si riesce a girare e sostanzialmente permette alle imprese, a chi sta nel condominio, di poter fare il 110. Adesso con questo blocco, cioè si può fare solo un passaggio di 110, tutte le banche si sono fermate, il portale poste è stato sospeso, bloccato, perché non possono più a loro volta accedere al credito. Ovviamente per chi ci ascolta a casa sembra una roba complessa, però sono partiti tutti questi cantieri grazie a questo strumento, che più è facile e più partono i cantieri. E lui ha detto no, ha fatto bene perché il 90% dei cantieri non a norma, il 100% lo Stato ti regali i soldi e bla bla bla, no? La solita persecuzione italiana. Il tema vero è, secondo me, e quindi vorrei anche la tua opinione, cosa sta facendo la Lega in commissione, perché il lavoro poi si fa in commissione, non si fa in TV, ma si fa in commissione, cioè cambiare le regole del gioco, cioè questo che forse Cottarelli e compagnia, no, questi ben pensanti non hanno chiaro, cambiare le regole del gioco per le famiglie, per le imprese, per i tecnici, i professionisti, i periti. Cioè, non si può fare, cioè, siamo alla follia, al mostro burocratico che ogni 6 mesi cambia le regole. Tullio, cosa sta facendo la Lega? Allora, partiamo dalla legge di bilancio, perché poi, come dici tu Antonio, il lavoro in commissione è veramente il lavoro fondamentale per poter intervenire sulle leggi e migliorare le leggi. Io ricordo solo che in legge di bilancio abbiamo messo la proroga per le villette unifamiliari, per le case unifamiliari, mentre prima c'era un limite ISEE per i telespettatori, solo chi aveva un reddito non superiore a determinati importi poteva accedere al 110%. Questa cosa è stata eliminata per una questione di equità e giustizia. Quindi come si può lavorare in commissione per poter migliorare la norma? Secondo aspetto, dobbiamo garantire la certezza del diritto e la certezza delle iniziative, quindi noi non possiamo oggi bloccare delle attività che sono ormai partite, ma questo a danno, come dicevi tu, di famiglie e di imprese. Quindi noi in commissione stiamo lavorando in maniera forte, intensa, anche con qualche altro gruppo politico, per poter far sì che le cessioni di credito continuino come prima, con alcuni correttivi. Gli alcuni correttivi sono legati alla norma antitruffe. Ovvero noi dobbiamo comunque, in Italia non possiamo sempre fare d'ogni erba un fascio e dire che sono tutti cattivi, se una norma
va aggiustata, va eliminata. Noi dobbiamo far lavorare le 95-99 persone oneste e colpire quel disonesto. Però allora tutta l'erba un fascio non si può dire sul mainstream, perché già è politicamente corretto ci bloccherebbe, no? Sui social. Battute a parte. Direttore, qualche domanda per il nostro Tullio, che è sempre presente in commissione, sempre attivo, fa un sacco di emendamenti, un sacco di proposte. Una domanda mia, avendo anche percorso i luoghi colpiti dal terremoto del 16-17, avendo visitato quei luoghi, avendoli trovati, dico una cosa ovvia, perfino banale forse, ma è così, straordinariamente belli e straordinariamente e dignitosamente sofferenti, perché comunque i problemi sono ancora molti, credo ancora oggi, e la mia visita risale ormai a 3 anni fa, però non so se la situazione sia sostanzialmente migliorata. Volevo chiedergli proprio questo, da un punto di vista pratico, empirico, di vita quotidiana, di collegamenti, di strade, di economia. Cosa si è raggiunto in questi anni di gestione dell'emergenza e di gestione commissariale, nella sostanza pratica, proprio terra a terra? Seconda cosa, Grazie, oltre alle questioni, tra l'altro, relative al super bonus di cui parlava prima l'onorevole Zennaro, le chiedo se, ma questo è forse un discorso un pochino teorico per adesso, però se c'è qualche rischio o pericolo in tema di fattibilità delle opere, anche pubbliche, necessarie, dopo aver introdotto la tutela dell'ambiente in Costituzione, la novità di ieri, no? Su cui qualcuno comincia a discutere anche in questi termini. Non sarà un altro ostacolo per fare opere, certamente non che siano devastanti dell'ambiente, ma semplicemente per fare, no? Nel rispetto dell'ambiente, che è un valore nobilissimo al quale tutti teniamo, credo ormai, per fortuna, la sensibilità si è evoluta in quella direzione. Però qualcuno può pensare che questo diventi un ulteriore vincolo. Lei come la vede? Allora, in realtà in questo momento finalmente la ricostruzione degli edifici, la ricostruzione fisica sta ripartendo, alcune scuole sono partite, alcune persone sono tornate a casa, quindi il processo da questo punto di vista è stato avviato, è stato positivamente avviato. Come dicevo prima, noi dobbiamo oggi intervenire fortemente sulla questione economica, dello sviluppo economico. In commissione abbiamo ottenuto che per gli immobili distrutti dal terremoto il contributo del 110% arrivasse fino al 2025, ma perché lì bisogna fare un intervento definitivo sugli immobili. Vorrei anche spiegarle ai telespettatori. Se noi riusciamo a intervenire sugli immobili in maniera efficace, per cui se tra 20, 30, 50 anni arriverà un altro terremoto, le case non crollino. Quindi e poi c'è un altro aspetto, che siccome viviamo in un paese ancora in cui la burocrazia ha il suo peso, in quei territori serve produrre più carta rispetto ad altri territori. Ecco perché c'è stato questo allungamento fino al 2025. Quindi un aiuto alle popolazioni e un far sì che la ricostruzione avvenga in maniera omogenea. Poi è chiaro che alcune strade sono state rifatte, stiamo lavorando anche con il PNRR. L'attività che è stata svolta in commissione ha portato a 2 miliardi di euro aggiuntivi per le aree del sisma 2016, si chiama, nel cosiddetto fondo complementare al PNRR, proprio per intervenire sul livello infrastrutturale, a livello ferroviario, stradale ed anche a livello informatico, perché le autostrade digitali oggi diventano strategiche. Su questo, la questione dell'ambiente in Costituzione, sì, per arrivare alla domanda del direttore, è una questione importante, ma deve sempre fare in modo che il faro dominante del nostro modo di agire quotidiano sia il giusto equilibrio tra antropizzazione del territorio, quindi presenza umana nei territori, e ambiente. Noi facciamo politiche ambientali, non ambientaliste. Per noi il territorio deve essere vissuto e vissuto pienamente in un ecosistema equilibrato. Non pensiamo che bisogna far ritornare la foresta laddove oggi c'è una città. Allora, visto che tu vieni dalle Marche e io sono confinante con te dall'Abruzzo, sul tema energia. Allora, perché a luglio, quando Matteo Salvini disse guardate che sta esplodendo un tema di bollette di energia, di approvvigionamento a livello mondiale,
un po', no, gli espertoni, quelli della salotto televisivo, l'hanno preso in giro, perché dicevano no, la priorità, non volete parlare del ZAN, non volete parlare no, di tutte quelle cose radical chic, no? Volete sviare dall'agenda politica, no? Perché gender parity, tutte queste cose qua che loro hanno insomma, la loro agenda di programma, o se no devono parlare sempre di Covid. Poi adesso, quindi da almeno 8 mesi la Lega sta martellando sul tema. Adesso si sono svegliati tutti. Ho visto anche ieri la Morani, dice no, beh, adesso bisogna anche il gas, fare la Morani che è Marche, bisogna cominciare a parlare di nucleare pulito, bisogna anche pensare a maggiori estrazioni del gas. Se leggiamo le cronache locali è tutto una lamentela sul tema energetico, perché le bollette stanno arrivando, sono un massacro e adesso si sono svegliate anche le altre forze politiche. Nessuno ovviamente dà atto a Matteo Salvini, che è stato il primo della Lega a porre il tema, però siamo abituati di essere attaccati sempre. Il tema del gas, estrazioni del gas. Ricordiamo che è schizzato anche il prezzo del petrolio, quindi prezzo del petrolio uguale maggior costo per la benzina. Sulle accise bisognerebbe fare un ragionamento, però sappiamo anche che in questa compagine di governo è una fatica. Però ci giochiamo delle possibilità comunque, no? Perché star fuori e dire fa tutto schifo significa, come hai detto tu, avere gli ambientalisti che ti bloccano tutto, avere i tassatori di professione che ti mettono imposte anche quasi sull'aria, Speranza con no, tipo Australia che ci avrebbe messo tutti nei blocchi Covid, però il tema gas c'è, quindi estrazione del gas. Cosa ne pensi? Una proposta Lega riguardo i nostri territori, forse è il caso di cominciare un po' a aprire il rubinetto e pagare un po' meno, abbassare questo prezzo del gas? Il tema, in tempi non sospetti, la Lega ha subito evidenziato la questione energetica. Ci siamo accorti prima di altri che i prezzi stavano esplodendo in Europa del gas e ricordo a tutti che qualunque bolletta energetica è calcolato sul prezzo del gas. Quindi il prezzo unico nazionale, da cui poi a cascata i cittadini vedono il costo dell'energia elettrica in bolletta come le imprese, nasce dal prezzo del gas. Quindi l'aumento del prezzo del gas comporta l'aumento di qualunque prezzo, anche delle energie rinnovabili, anche del fotovoltaico. Su questo la questione fondamentale è che dobbiamo rispondere in maniera veloce ed efficace agli aumenti. La nostra presenza al governo ha portato, e lo do come dato, nel secondo semestre 2021 interventi per oltre 7 miliardi di euro, che sono stati appena sufficienti per contenere gli aumenti, non per eliminarli. Primo trimestre 2022, ulteriori interventi per 3,8 miliardi di euro e già stiamo studiando interventi per 5 miliardi di euro. Quindi inizia a diventare una somma importante che purtroppo non ha permesso, il prezzo del gas ha fatto più 450%, cioè numeri pazzeschi, non ha permesso purtroppo il contenimento delle bollette. Dobbiamo intervenire in maniera strutturale. Cominciando a dire qualche sì in più. Allora, partiamo da qualche esempio. L'Italia è un paese produttore di energia. Noi abbiamo giacimenti di gas e di petrolio, dalla pianura padana alla Sicilia e per quello che riguarda il nostro territorio, il mare Adriatico. Dobbiamo incentivare l'attività di coltivazione, di prospezione e di estrazione del nostro gas e del nostro petrolio in Italia. In Italia si consumano oltre 70 miliardi di metri cubi di gas all'anno. L'apporto nazionale, della produzione nazionale è solo 5 miliardi, quindi noi potremmo portarla tranquillamente da 5 a 10 miliardi. Questo migliorando la bolletta energetica degli italiani. E poi, senza paura, dobbiamo con coraggio e intelligenza, nel rispetto dell'ambiente, riprendere le attività di ricerca di nuove fonti energetiche, di idrocarburi. Noi abbiamo l'Adriatico che è pieno di gas,
Allora io mi domando, e faccio questa domanda ai telespettatori: siccome il mare non ha confini territoriali, se noi non facciamo ricerca di gas in Adriatico e i croati e i greci e gli albanesi fanno ricerca di gas in Adriatico, cosa può succedere? La questione è normale, che chi in un giacimento, chi prima arriva, prima ha i diritti di prospezione, prima ha i diritti di estrazione, quindi noi ci troveremmo paradossalmente che i greci estraggono il nostro gas e ce lo rivendono. Allora, bisogna che in questo paese si cominci a dire qualche sì in più. Sarebbe oltre il danno la beffa. Direttore, se c'è qualche telefonata, commento, siamo a disposizione di chi ci ascolta da vedo casa. l'orologio che terribilmente ci dice che sono già le 9:29, quindi dovremo chiudere a brevissimo. Peraltro ricordo, e lo ricorderemo anche in occasione delle prossime puntate, che si può partecipare con i WhatsApp 346 6427 756 o con le telefonate quando le chiamerete, quando le vorrete sentire, allo 02 66 20 35 29. Adesso siamo proprio in chiusura, Antonio, ci rimane giusto il tempo per tirare le somme. Il tempo è sovrano, come si dice, quindi ringrazio il collega Tullio Patassini della disponibilità, Radio Libertà, il direttore, e saluto chi ci ha ascoltato da casa. Ricordo che è visibile sia su Facebook sia sul digitale terrestre. Grazie e ci vediamo la prossima settimana. Grazie Antonio, veramente, grazie direttore. Vorrei ringraziarvi perché questo è ancora una volta uno spazio di libertà su Radio Libertà. Grazie a tutti. Grazie davvero a voi. Avete ascoltato Showdown, le nuove